Allora, diciamo, i comandanti qui locali erano Dante Piovesan, che è più giovane di lui. 5 anni, Poi c'era il Povegliano, i fratelli Povegliano, Tabora e Anaretta, due fratelli, Danilo e l'altro, non so, mi ricordo. Poi avevamo un nuovo atleta che viene di San Lazzaro, un certo Martini, no? Ti ho detto che è Martini, ma anche di San Lazzaro. Era con... Sì, lui si è giunto con il nostro gruppo, Ciccone. Poi c'era che correva anche un certo Umberto D'Ambrosi. Da pare si sia Santon o Detto Santon, ma era D'Ambrosi il cognome. Ah, di D'Ambrosi, ma a parte sì, ecco, sì. Umberto D'Ambrosi, detto Santon. Dopo forse c'era anche un Tonon di Sant'Andrà. No, è sempre da Paderno. Ah, da Paderno. Comunque vedremo. Ma ha fatto solo una cosa, dopo non ha più voluto correre, era grosso, pesante, alto. Era piuttosto sollevamento pesi, non per correre. Ma il bello è che questa formazione atletica, nata poco dopo la guerra, assieme poi ad altre formazioni calcistiche e ciclistiche, no, calcistiche no, probabilmente non esisteva il ciclismo allora. Però dovevamo essere associati col calcio, se no non ne facevano invece il tesserino per l'atletica leggera. Con il calcio? Ah no, neanche, questo mi ricordo come fosse adesso. Ecco, per cui erano formazioni pioniere e mi diceva ieri sono state provvidenziali perché prima i tre paesi non avevano sport, c'era stato un po' di sport organizzato. Si correva così, durante il fascismo c'era stato un po' di atletica, un po' di sport, ma però organizzata da Chechi Zanchetta e Marceo Moro. Sì, ma facevano nel campo sportivo qua. Nel campo sportivo. Sempre tramite alle camicie nere. Esatto. Ecco, ma c'era anche una formazione di atletica allora. Però poi morì durante la guerra, morì per alcuni anni. Non fece. La rinascita aveva fatto sì che i tre paesi si riunissero, perché prima erano solamente... No, non ci conoscevamo, quello di Berlino non conosceva Ponzano, quello di Ponzano non conosceva Paderno e Paderno non conosceva Berlino. Eravamo tre paesi comuni, ma completamente quelli poveri che vivevano erano indipendenti. E sì, e facevano a pugni quando facevano... Quando c'erano le sagre, le cose che non davano, c'era delle liti. Mi ricordo che una volta, quando io ero un po' grandicello quella volta, andiamo a Sagra a Ponzano, era la Madonna del Rosario. Sì, in ottobre. In ottobre era un po' freschetto. E c'era una bella cucagna alta, tante di cose. E si sentiva fare tunto, veniva sulla banda da Musan, una volta si diceva la banda, e invece erano i longhi che davano via poi a quelli che teneva la corda che era sempre a cucaglia, e voi che il bel seggio venisse più basso, e scusate anche un po' di per tenere la sagra in pace, hanno messo un comico, sapete chi era? Angelo Gagno, hai sentito nominare Angelo Gagno? I Gagnetti? Qua, mio cugino, Angelo del Cristo. Dei Gagni del È andato, ma lui era già ben preparato. Allora quando lui si metteva davanti, perché andava su 2 o 3, allora c'era quelli che si arrampicavano, andava su di lui, ogni volta che andava su tirava giù un paio di pantaloni, aveva 6 paia di mutande. E quello per fare la... Sempre nella salita del palo della cucagna. Del palo della cucagna. Ma perché facevano teatro? Facevano per tenere la gente allegra, no? È andato per come, no lui non aveva nessuna intenzione di andare su per il palo pieno di grasso, ma non aveva tanto grasso, mi ricordo, però non ce l'hanno fatta. E per quella i longhi di Ponzano cominciarono a prendere la botte, quello del cerchio. I DeLonghi di Ponzano? Di Ponzano. O di Merlengo? No, Ponzano. Erano 2 fratelli grandi.
anzi erano 3 o 2. E allora l'elemento dell'atletica e dello sport è quello che comincia a riunire i giovani dei 3 paesi. Per prima volta, sì. E cosa diceva allora? Cosa dicevano Dante, Tirondeo, eccetera? Bisogna correre e consumare le energie nella corsa, non a far baruffa, a darsi pugni. Infatti dobbiamo portare la fratellanza, difatti la fratellanza è arrivata. E allora dopo di quei tempi abbiamo cominciato a dire il filò. Si diceva dietro, ci dai un fiò, andavamo a stalle, trovarle, perché ormai anche io venivo grande, e si andava a trovare, si andava su stalle, dove c'erano dei cani, si andava dai vicini, si andava dove era un po' più tepido, trovare le ragazze, non le signorine, quelle che te. E da qui è venuta la gran fratellanza dei 3 paesi. Prima era un po' difficile. Mi ricordo di quelli che venivano a scuola da Berlino a Palermo, trovavano difficoltà quando passavano il Borgo Ruga. Era una dogana il Borgo Ruga, nel senso che se riuscivano a passare il Borgo Ruga erano salvi. Sì, se guardi, sì, oh, Sassi, ma che vuole? Sassi, se guardi per la cara, ci manca dei pezzi di marmo. Là era Sassi che arrivava di qua e di là. Bene, allora andiamo avanti con le corse. Dunque, tu allora dal 48 finché sei partito per l'Australia hai fatto varie corse partecipando. Un po' troppo rapido, no? E l'organizzatore a livello provinciale era sempre questo dottor Menenio Bortolozzi. No, avevamo, non mi ricordo, la gente del CSI, c'era gente che aveva un po' di esperienza. Era loro che mi portavano a correre. Quando andavo io a correre col CSI, si prendeva loro la sua responsabilità. Cicogna, la squadra nostra era finita per mano nel momento. Io le corse in pista l'ho fatte tutte col CSI di Treviso e mi portavano a Padova, era tutti i sabati e domeniche a Padova al stadio di Sella, come si chiama? Arcella Padova. E dopo quando abbiamo finito a correre a Arcella a Padova, venivo a casa alla svelta e andavo a ballare dopo i 10.000 metri di corsa. Sì, però tu correvi, ma mettevi la maglietta del Cicogna o mettevi altre magliette? Potevo mettermi anche quella del CS di Treviso, ma non l'avevano, perché anche a quei tempi anche loro cominciavano a aggrapparsi per fare un po' di moneta. E correvo, ognuno correva col gruppo che ci abbiamo iscritti. Di provenienza. Per cui quando tu corri nelle gare, diremo, iscritte a questo CSI, al comitato, come si chiamava? Centro Sportivo Italiano, però era il dottor Bortolozzi che organizzava. Cioè, dopo essere il primo, e dopo mettevano dei ragazzi che avevano un po' di esperienza di tenere la... Sì, ma lui era, diremo, l'appassionato, era un famoso medico. Poi all'atletica leggera era il suo famoso medico anatomopatologo. Lui era della Tupessia, mi sembrava. Sì, anatomopatologo dell'ospedale di Treviso. Praticamente era patologico lui, è patologico, infatti uno che fa analisi del sangue, ci dà antitrone. Bene, ecco, allora facciamo un altro passo avanti. Arriva al 50, anzi 50. Nel 50 partecipi e vinci la gara di Palermo. Va bene, questa qua, il giorno dell'Assunta dicete, sì. Il giorno dell'Assunta. Ecco, allora, qualcosa di questa gara, perché su questa gara, 1950, perché ricordi che era l'anno santo, l'anno santo del 50, non il 54, c'è stato un po' di... sulla data della famosa foto di lui che corre qui nel Giro della Marchesa, c'è stato un po' di tentennamento. È stato sbagliato tramite mia sorella, che quando io ci ho chiesto dammi quella fotografia che ho corso in Paderno, e lei ci ha chiesto a Dante e per sbaglio nel 1954 no, io sono partito l'anno santo a correre qui a Paderno, che era 1950. Il giorno dell'Assunta. Ecco, il giorno dell'Assunta, festa patronale di Paderno, da cui poi deriva il Palio. Il Palio
di Paderno si ispira alla festa patronale e alla patrona di Paderno, che è la Madonna Assunta. Ecco. Per quello io vado ripetendo da molto tempo che lui con questa vittoria, con questo Giro della Marchesa, è l'icona più importante delle radici del nostro Palio di Paderno. E dopo lo si chiami come si voglia, però questa è la storia. Nel 1950 abbiamo la foto stupenda di lui che arriva al traguardo. Il traguardo era davanti l'osteria De Noemi, che sarebbe stata la mamma di Dante Piovesan, ecco, cosiddetto poi bar sport. Attualmente è un grumo di macerie, tutto l'angolo cosiddetto della posta di via Pioppe di Paderno. Quella era la vecchia osteria bar sport, dove facevano traguardo i giri della Marchesa, quelli diremo iscritti. Tu c'era il gruppo di Santa Buona, il gruppo di... Ecco, chi è partecipato allora a questa gara? No, eravamo più di 50 atleti, ma era una squadra potentissima. Ti hai visto sulla fotografia, c'era gente che è rimasta indietro, ma sicuramente. E tu addirittura doppiavi? Doppiavi perché è un giro piccolo, non è tanto, non sarà neanche un chilometro, il giro della Marchesa. No. 800. Non ho mai fatto caso quanti... Sarà 800 metri. 800 metri. E tu allora ricordi che eravate tanti partecipanti? Sì, perché c'era il gruppo di Reggio Pio X, Paderno per sicuro. Santa Buona aveva una buona squadra. Hai detto Riese Pio X? Riese Pio X. Riese Pio X, bravo. E anche quelli di... dove andavo? Oderzo. Il gruppo di Oderzo, San Polo di Piave. San Polo di Piave. Che era anche pure il famoso che mi arrivava sempre prima, non ce l'ha fatta qui. Questo Bozzetto. Paladin si chiama il farmacista. Ah, il Paladin, il farmacista. Questi due... Lui è arrivato una volta solo secondo, e dopo quella volta ho sempre partito io. Paladin che secondo, terzo, quarto, quinto e io secondo. E davanti a me si chiamava Bozzetto. Lui mi fregava sempre, tanto così, ma... Perché una volta non c'era l'asfalto, c'erano le strade. Le strade erano sempre con la ghiaia al centro, come se i trotti uno alla destra e l'altro alla sinistra. E lui quando si teneva là era difficile passarlo, per passarlo dovevi correre sopra la ghiaia. Ho provato tante volte, Bozzetto, adesso mi ricordo, Bozzetto. Comunque tu nel 50 anno santo hai vinto tu. Ho vinto qua. Ecco, benissimo. Qua era una strada liscia, non c'era buco. Col numero 28 però, la maglietta. Mi pare 28, non so se era 28 o 25. 28. C'era. Ecco. E quando ci fu questa festa che tu hai vinto questa gara, hai preso una coppa. Ho preso la coppa. E la coppa poi fu per tanti anni messa al bar sport? Sì, di un mobile sopra un mobile al bar sport, ecco, da Noemi, poi il bar diventò poi di Zan Lorenzi, ecco, e dopo fu gestito da Massimiliano Rotino. Ecco, non si sa quando siano sparite queste coppe, questi trofei che ricordavano questi antichi giri della Marchesa, queste corse campestri locali. Ecco, purtroppo è sparito tutto, vedremo di trovare qualche documentazione d'archivio sulla partecipazione, sugli arrivi. Comunque intanto è bello sapere da te questa partecipazione. Ecco, arriva dopo il 50, corri anche tutti gli anni fino al 56, fino ai primi mesi, prima che andassi via dall'Australia, ecco. che andassi a Roma, come si chiama, all'ambasciata australiana. Io correvo ancora sui campestri fuori, si correva forte verso... Facevano spesso Castelfranco avevano quasi ogni mese c'era sempre una corsa, sempre campestre, o lì o a Riese Pio X.